C'è una teoria secondo la quale, e veniamo tacciati di essere fissati con questo termine, si dice che l'attuale Italia, l'attuale Costituzione della Repubblica Italiana non sia altro che l'evoluzione di quello che era il Regno di Sardegna e che quindi di fatto il nonno, chiamiamolo così, dell'attuale Repubblica Italiana sia il Regno di Sardegna. Voi direte, sono supposizioni, sono delle fantasticherie, sono delle teorie che non trovano sponda. E invece se andiamo a vedere la storia di un grande personaggio che dal punto di vista dell'intuizione si associa immediatamente alla storia d'Italia, Camillo Benso Conte di Cavour, scopriamo che questa similitudine o il fatto che l'Italia non sia niente di diverso da quello che era il Regno di Sardegna, lo scopriamo attraverso la storia appunto di Camillo Benso Conte di Cavour, che divenne presidente del Consiglio dei Ministri del Regno di Sardegna per la prima volta il 4 novembre 1852 e vi rimase fino al 19 luglio 1859, alla vigilia poi di quella che è la proclamazione del Regno d'Italia, senza che ci sia niente di particolare che sia avvenuto se non la proclamazione e basta. Nel Regno d'Italia invece, come Presidente del Consiglio dei Ministri, Camillo Benso di Cavour, Conte di Cavour, venne nominato solamente una volta dopo proclamato il Regno d'Italia. Il Regno d'Italia viene proclamato il 17 marzo del 1861. 6 giorni dopo Camillo Benso di Cavour divenne il presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia. Bene, questo suo mandato durò appena 55 giorni perché poi il 6 giugno del 1861 il nostro personaggio, Camillo Benso di Cavour, si spense, cioè morì. E quindi il suo legame con il ruolo di presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia è durato appena 55 giorni, a differenza dei 7 anni di tutta la storia che ha preceduto la proclamazione del Regno d'Italia, che è tutta frutto di quello che è il lavoro che lui aveva svolto per il Regno di Sardegna, quello che era il regno che era stato ereditato, o era stato consegnato comunque ai Savoia e che poi era diventato appunto successivamente il Regno d'Italia, per proclamazione e non certo perché c'è stato qualche cambiamento di Costituzione, cambiamento di ragione o via dicendo. Quindi quando qualcuno vi dice guarda che la Repubblica Italiana è praticamente il proseguo del Regno di Sardegna, invece di ribattere immediatamente dicendo che sono teorie astruse, andate a leggervi la storia, capirete un po' meglio che probabilmente non è proprio campato in aria questa teoria. E Camillo Benso, Conte di Cavour, è un personaggio che ha fatto la storia di Sardegna, oltre che la storia d'Italia per 55 giorni. Ha fatto la storia di Sardegna, trasformando la Sardegna in quello che poi sarebbe stato proclamato Regno d'Italia.